10 anni dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, la città di Belluno si dotò di un museo per raccogliere le proprie memorie. Allora un atto di patriottismo. Molte furono le famiglie bellunesi che contribuirono con donazioni ad alimentarne le collezioni. La quadreria del medico bellunese Antonio Giampiccoli e la collezione di bronzetti, medaglie e monete del conte Carlo Miari, donate nel 1872, sono i nuclei fondativi del museo, che tutt'oggi comprende alcuni tra i capolavori più rappresentativi delle raccolte civiche. Sono passati 150 anni dall'istituzione del Museo Civico e per l'occasione l'anniversario sarà festeggiato sino a settembre con approfondimenti su storia, opere e protagonisti del prezioso scrigno di memoria, cultura e identità del capoluogo. Lo scopo di questa rassegna è quella di far conoscere meglio ai bellunesi, alla comunità di riferimento del museo, la storia del museo e fare in modo che in qualche modo si sentano anche più vicini all'istituzione, partecipando più attivamente anche alla sua vita. Una storia scritta e in parte da scrivere, che svelerà al pubblico particolari anche poco noti o inediti. Nel corso del Novecento il museo ha attraversato momenti difficili, 2 guerre mondiali, l'incendio del 1936 e il terremoto del 1937, che hanno comportato ristrutturazioni e riallestimenti delle collezioni. È un museo sempre giovane che poi circa 10 anni fa, nel gennaio del 2017, ha trovato una nuova allocazione nel prestigiosissimo Palazzo Fulcis, quindi era un dovere da parte nostra quello di celebrare questi 2 importanti anniversari facendo conoscere alla cittadinanza e non solo questa perla, questo gioiello, questa autentica meraviglia di cui tutti i bellunesi devono essere orgogliosi. La rassegna inizierà venerdì prossimo alle 18 con la conferenza del professor Gianmaria Varanini, già docente dell'Università di Verona, che parlerà della nascita dei musei civici nel Veneto dell'Ottocento.